ci confondiamo su diverse situazioni e sono presente sul territorio. E l'ho fortemente voluto questo incontro, ne parlavo con Rosanna proprio in queste settimane, anche con Paola, perché non vado a ripetermi, non voglio essere ridondante, però faccio un passo avanti e due cose però bisogna spiegarle. Una, che la questione non è allarmante, la questione è drammatica, cioè, il passaggio dell'allarme ormai è già dato da mesi, c'è un punto principale che oggi riguarda soprattutto le lagune del delta del Po e quindi del comune che mi onoro di rappresentare e dei cugini dell'Emilia Romagna, Goro e Comacchio in particolare, che mi un po' rappresento su delega anche del sindaco, perché comunque rappresentano oltre 3.000 persone, quasi la metà donne, in un indotto che è importantissimo, dove oggi, qua c'è il presidente del consorzio cooperativo di Scardovale, oggi la pesca è sospesa da ormai oltre un mese, sospesa, basta, chiusa è la produzione delle vongole, le vongole naturalmente verace come la Filippina, i primi esportatori in Italia, l'80% della produzione che esce anche in Europa, chiuso, basta, finito. E questo è un dato che dobbiamo sottolineare, perché basta, non ce ne sono più, e non abbiamo neanche la capacità e la forza di trovare la possibilità di seminarli, che è l'altro tema su cui poi andrò a focalizzare, perché oggi l'incontro deve essere produttivo, io voglio essere costruttivo, non sono qua per fare né retorica né propaganda, non mi interessa, lungi da me, e non sono né un biologo, però che vivo il mondo della pesca perché nel tessuto sociale di tradizione di vita del mio territorio, del territorio che rappresenta, sono rappresentante del Garca, della Chioggia, in giù, e so cosa vuol dire. Dobbiamo parlare di pesca, dobbiamo parlare probabilmente sta qua seduti per giorni, perché comunque il riflesso dell'Europa che ha anche proprio sulla pesca, direttamente sull'attività produttiva della pesca sul pescatore, lo sappiamo, no? Però purtroppo dobbiamo parlare di problemi, di situazioni, di sanzioni, dovremmo parlarne probabilmente per giorni, ma oggi focalizziamo il tema su questa specie aliena che ha messo in ginocchio un'economia e ha messo in ginocchio un ecosistema. E il dottor Rossi, che ringrazio della presenza, che è qua, prima parlava, ci mancano i dati, ci manca il monitoraggio, ci manca. E la cosa è, anche questa è una cosa che secondo me ci appesantisce, perché noi dal 16 giugno, il primo incontro che abbiamo fatto in prefettura, mi ricordo, ho chiamato Cristiano, ho chiamato Zaia, ho detto qua attiviamo lo stato di emergenza 16 giugno 2023, abbiamo chiamato il governo, abbiamo chiesto lo stato di emergenza, i dati ci sono, i numeri ci sono, ne ha snocciolati solo o parzialmente prima l'assessore Corazzari, perché di fatto è solo la minima parte dello sforzo, perché chi oggi va a pescare questi granchi, che è l'unico modo per debellarli è la pesca, la parte che va commercializzata è una minima parte, per avere una pezzatura, deve avere un tot di polpo, deve avere una serie di... è una parte di smaltimento che costa, oltre a pescarlo, a togliere il problema, a ristabilire un ecosistema oggi compromesso. Ricordo che le lagune del delta del Po sono parco regionale del delta del Po, direttivo Uccelli che viene dall'Europa, istituzione di un parco, una delle zone umide più importanti d'Europa, insieme alla Camargue probabilmente la più importante d'Europa, 400 specie di uccelli passano, un ecosistema particolare, un SIC marino fuori dalle 6 miglia, proprio dalla zona di Porto Tolle e arriva fino a oltrepassare Goro, un SIC marino di 6 miglia, tra le 6 e le 12 miglia, per la tutela delle carette e dei delfini. No, scusate, pensavo che avesse una serie di specie protette che insistono sul territorio particolarmente vincolato, SIC, ZPS e tutto ciò che viene. Questa è la parte, solo per citare cos'è l'habitat territoriale del delta del Po, cosa vuol dire lavorare all'interno del delta del Po. E questo credo che sia già questo uno specchio delle tante difficoltà che abbiamo nell'affrontare la situazione. Ciò non toglie, ed è un'altra cosa che è giusto rappresentarla ed è giusto ricordarla, poi non vado perché altrimenti andrei a ripetere altre cose, però un'altra cosa da rappresentare, sono tutte partite IVA, non hanno ammortizzatori sociali, non hanno la possibilità di portare a casa un euro da alcune famiglie da 6 mesi che non portano a casa un euro. Se non è questo un problema a livello nazionale, europeo, sociale, non solo economico produttivo, ma anche sociale di dignità, la dignità che solo il lavoro
di chi le ha sempre portato avanti, anzi è riuscito anche a dargli una valenza ancora più importante, riuscendo anche a proteggere il territorio, perché ricordiamoci che il pescatore è il primo che protegge il territorio, è il primo che protegge il proprio mare, è il primo che protegge le proprie lagune, perché è la sopravvivenza. Le lagune del delta del Po insegnano che se non hanno la vivificazione, quindi non vai ad agire sul terreno delle lagune, non vai a muovere il terreno, non vai a scavare i canali, non vai a fare le barene, muori. Vi invito, chi non è mai stato, venite in barca con me, vi porto nella laguna della batteria, Giuseppe, tanti altri la conoscono, probabilmente anche Marco, vi porto in batteria, dimostrazione che imbalsamare un territorio lo fa morire. Solo perché la strumentalizzazione ambientalista in alcune situazioni porta a soffocare un territorio. Oggi, e qua mi allaccio alle azioni propositive e anche alle domande che faccio personalmente, e lascio quelle naturalmente delle associazioni, ma le mie personali che porto. Alla fine degli anni '80 il Consiglio europeo ha istituito i PIM, i piani integrati del Mediterraneo, portando alcuni miliardi in diverse nazioni, anche in Italia. La regione del Veneto, grazie ai fondi PIM, da Caole a Porto Tolle, è riuscito a fare un'opera attraverso i consorzi di bonifica, tra l'altro un accordo quadro di vivificazione delle lagune molto importante, dando la possibilità negli anni '90 con l'esplosione, poi perché muovendo queste lagune, muovendo questi terreni, nasce anche la semina, nasce il novellame, perdonatemi, quindi il consorzio deve andare a acquistare la semina perché si riproduce